Ricomposta la frattura tra il presidente Michele Artedino e il tecnico Marco Mariotti, con la società che ha deciso di confermare il tecnico fino a fine stagione, domani la Nuorese si rituffa nel campionato affrontando nel recupero al Frughieri con inizio alle 14:30 il San Sepolcro. L'obiettivo è quello di cancellare la sconfitta subita con l'Albalonga. Tornando alla gara con i laziali, questi commenti a fine gara dell'attaccante verde-azzurro Alessio Curcio e di Andrea Pintori, bomber nuorese dell'Albalonga. Ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo oggi ci sono stati degli episodi dovuti sia a delle valutazioni errate che a degli sbagli nostri, perché comunque la valutazione errata arriva dopo un errore nostro, altrimenti la valutazione errata non c'è. Quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, soprattutto nella gestione delle partite, perché facciamo molta fatica in questo. È una squadra un po' pazza, perde, poi ribatte il risultato, poi dopo facciamo fatica a gestire la partita. Quindi oggi è arrivata questa sconfitta, credo immeritata da quello che si è visto in campo, anche perché nonostante fossimo uno in meno non abbiamo subito granché. Loro hanno fatto 3 gol su 3 palle inattive, sempre dovute a errori nostri e a errori di valutazione da parte dell'arbitro. Come è stato questo ritorno a Nuoro? Insomma, una grande prestazione, insomma, da grande campione, quale senso? Vabbè, diciamo che tornare a Nuoro è sempre la mia città natale, la città dove io ho fatto tutta l'adolescenza, amici, parenti, è la mia città. Non è la mia terra, è la mia città, appunto. Poi fa parte del gioco. Io gioco nei dilettanti, ma mi reputo un professionista, e quello che ho fatto oggi sicuramente da professionista, perché rispetto l'Albalonga, ma allo stesso tempo la Nuorese, perché come avete visto nei 3 gol non ho avuto modo di esultare una volta per rispetto di amici, parenti e tutta la mia città. Poi è normale che durante la partita, quando ci sono gli sfottò, che te ne dico in tutti i colori, ma fa parte del calcio, ci mancherebbe altro. Se uno sta a guardare, anche perché in campo comunque se stai a pensare diciamo, a quello che ti dicono, ne esci pazzo, poi d'altronde fa parte del calcio, punto.